Benvenuti dietro le quinte, in questa puntata Canto Libero in scena al Teatro Team di Bari. Canto Libero in tour in tutta Italia, uno spettacolo frizzante ma soprattutto emozionante. Parliamo un po' di come avete messo su questa performance. È uno spettacolo di musica che io definisco sempre vera, perché il grande Il Battisti faceva le cose per bene, era sempre molto ispirato ma era molto attento alle melodie, agli arrangiamenti, no? E quindi abbiamo scelto di fare questo omaggio su Battisti e su Mogol, proprio dando il massimo da questo punto di vista musicale, perché il palco è sempre zeppo, pieno di strumenti, insomma siamo come un po' la Allman Brothers Band, nel senso che abbiamo due chitarristi, due pianisti, due batteristi, due coriste, basso, voce, insomma siamo di tutto e di più, insomma. Questo funziona molto, però è difficile oggi nel mondo musicale avere una compagine così grande. Come fate? Ma un po' ce ne siamo fregati un po', tra virgolette, delle attuali esigenze del mercato, che vogliono pochi musicisti, molte basi e molti cori finti, molti computer sul palco. Noi andiamo in palco, appunto, come ho detto prima, come una rock and roll band, e quindi non ci sono neanche le sequenze, non c'è nulla, c'è tutto musica dal vivo e basta. Tanto amore per la musica. Abbiamo qui anche due delle coriste alle quali chiediamo subito: ma qual è il brano che vi emoziona di più di questa sera? Perché no? No, questa sera non lo facciamo. Motocicletta, è Il tempo di morire, è il mio brano. È quello che mi piace di più perché è più blues, southern blues, molto sporco e comunque ritmato. E invece qual è il brano in cui il pubblico si emoziona, quello che tutte le sere crea proprio una certa verve? Io direi emozioni, assolutamente, è quella che tutti aspettano, è quella che tutti proprio bramano, è sicuramente quella lì. Parliamo degli arrangiamenti. È stato difficile arrangiare Battisti in questa formazione? Allora, noi abbiamo la fortuna di avere un fuoriclasse sul palco, che non sempre è con noi in tour dal vivo, ma insomma per 10 anni è stato con noi e adesso continua ad essere il nostro punto di riferimento, il nostro direttore musicale, che è Giovanni Vianelli, che ha lavorato anche con Branduardi, è stato direttore musicale anche di Angelo Branduardi nell'ultimo anno, l'ultimo tour che ha fatto con lui, e lui è un assoluto esperto, è appassionato della musica rock, della musica soul, della musica nera, afroamericana, e ha visto in Lucio Battisti tutte queste cose qui insieme e ha tentato di tirar fuori in tempo moderno, in tempo attuale, tutta questa musica che Lucio aveva dentro, che voleva sprigionare insomma fuori, e ci è riuscito. Noi abbiamo la fortuna di avere questo grande musicista con noi sul palco. Un tuffo nelle canzoni più belle dello storico duo che ha cambiato la storia della musica italiana, Lucio Battisti e Mogol, interpretate da una band di 10 elementi per uno spettacolo curato nei minimi particolari. Non si tratta di un semplice concerto, ma di un grande spettacolo che omaggia il periodo d'oro della storica accoppiata Mogol-Battisti. Sul palco un ensemble di musicisti affiatati e già rodati nel corso di lunghe carriere, che portano avanti questo nuovo progetto con grande determinazione. La band propone uno show che omaggia sì Battisti e Mogol, ma che va ben oltre la semplice esecuzione di cover dei brani dei classici del repertorio dei due. Canto Libero rilegge gli originali ponendo la propria personalità e sensibilità musicale e facendo emergere anche tutta l'anima blues e rock che Lucio Battisti aveva molto forte dentro di sé. E parliamo un po' della storia dei Canto Libero, come nasce questa bella formazione. 10 anni fa, perché quest'anno festeggiamo il tour del decennale, 10° anno in giro in tutta Italia, e per la prima volta tra l'altro tocchiamo la Puglia, tocchiamo la Sicilia, queste regioni, venendo da molto lontano, dal nord-est, dal Friuli Venezia Giulia, da Trieste, insomma quest'anno è la prima volta che tocchiamo queste terre meravigliose, ma nasce proprio dalla passione, del grande amore che ho sempre avuto per questo grande artista, e un giorno mi sono detto: ma vorrei fare una band proprio che omaggia Lucio, ma una band appunto vera, non
tra virgolette, per fare la pop music o il disco bar, queste cose qui. Volevamo fare proprio un grande omaggio a questo grande autore. Quindi nasce dall'amore. Qual è il segreto per dirigere un po' tutti questi performer sulla scena? Bisogna ascoltarsi. Qual è il segreto per far funzionare proprio un'empatia musicale? Beh, allora, ogni musicista ha le sue caratteristiche, quindi il direttore musicale ha un compito molto difficile, ma Giovanni è riuscito a 100% a tirar fuori da ogni musicista il meglio di sé, insomma. Quindi bisogna lasciare un po' liberi i cavalli a correre sui prati, come è in questo caso sul palco, perché se tenti di fermare i musicisti, no, fai solo questa cosa qui, no, fai solo quella cosa lì, no? Invece sono musicisti tutti di talento, lo sentirete, insomma, ognuno deve essere libero di dare tutto quello che ha dentro, insomma. Questo è il grande segreto. Giovanni ha avuto la grande professionalità di capire questo e così siamo da 10 anni che suoniamo insieme. E parliamo un po' delle voci. Che voce è quella ideale per cantare questo tipo di musica? Dipende da come la vuoi cantare. Fabio per esempio è una persona che emoziona tantissimo, ci mette il cuore e ogni volta ho difficoltà alle volte su qualche canzone perché ho i brividi, sono tipo commossa e dico no, devo stare seria a cantare, devo fare il mio, però mi prende sempre. E Fabio è un grande interprete, ha una ritmica incredibile, vocale, quindi è l'amore, è tutto qua. Canto Libero nasce da un'idea di Fabio Red Rosso, vocalist, con il pianoforte e la direzione di Giovanni Vianelli. Il resto della band è formato dalle chitarre di Emanuele Graffo Grafitti e Luigi Di Campo, Alessandro Sala al basso e alla programmazione computer, la batteria di Jimmy Bolco, le percussioni e la batteria di Marco Vattovani, Luca Piccolo alle tastiere, le splendide voci di Joey Jenkins e Michela Grilli, l'ingegnere del suono Ricky Carioti. Tutti insieme rileggono brani immortali come La canzone del sole, Una donna per amico, Ancora tu e Penso a te e gli altri grandi successi di Battisti che hanno fatto e fanno tuttora sognare intere generazioni. Come funziona per le coriste? Anche in questo caso bisogna avere un'empatia musicale. Interpretare un pezzo di Battisti, che ovviamente non è per una voce femminile di base, in realtà si usa appunto, io quello che faccio personalmente, che io canto Mi ritorna in mente, devo farla mia. Quindi ci metto un po' magari del mio che va più verso il soul, va più verso una voce nera, ecco. E quindi lo metto perché proprio lo sento e quindi ecco questo è bellissimo in realtà. Diciamo che siamo anche musicisti che suonano da tanto tempo insieme, Sì. perché io e Fabio da quant'è che suoniamo? 15? 20 anni? Da 20 anni, E sì. quindi è quello il segreto, bisogna avere un certo curriculum musicale, amicizia e quindi andare d'accordo. Come hai selezionato tutti questi elementi, sulla base di che? Tu hai detto beh adesso chiamo questo piuttosto che quest'altro, sulla base di che? Allora, io avevo una band prima di questa che faceva rhythm and blues e faceva i classici del rhythm and blues americano, eccetera, da James Brown a Otis Redding, Wilson Pickett. E metà di questa band suonava con me in quest'altro progetto e quindi metà band era già fatta. Poi con un po' di amici, insomma, nel circuito triestino, perché siamo tutti triestini in realtà. E abbiamo scovato fuori questi musicisti giovani anche di talento che ci hanno seguito in maniera entusiastica, insomma, e così è nato tutto. Se dovesse commentare con questo tipo di musica un film, che tipo di film sarebbe? Aspetta, questa non lo so, però qua mi hai messo in difficoltà. Sarebbe un film romantico, un thriller, una comedy, un dramma, un film d'amore. Che tipo di film con queste musiche? Secondo te? D'amore. Romantico. Sarebbe Notting Hill. Notting Hill. Commedia romantica, però in realtà Ve lo riproponiamo, Sì. insomma, voi potete con il vostro immaginario viaggiare con la mente e quindi anche sulle immagini di Notting Hill se volete.
Che cosa ne pensate della musica all'estero? Noi in Italia come siamo messi? Voi vi trasferireste all'estero per fare musica? Perché molte volte si dice che l'estero è più sensibile per quanto riguarda gli artisti. Che ne pensate? Beh, allora, quello che penso io è che noi abbiamo una grandissima cultura della melodia. Cioè, io trovo invece che la melodia italiana sia la più bella del mondo, trovo che gli americani siano inferiori a questo, però all'estero magari curano più altre situazioni, altri dettagli, no? Hanno più qualità su altri argomenti, però quello che secondo me loro ci invidiano è, insomma, da Puccini ai grandi musicisti Verdi, italiani eccetera, ci invidiano proprio la capacità di scrivere le melodie, e Lucio in questo, Morricone una volta ha detto che è stato assieme a Modugno un grande innovatore di melodia, un grande innovatore perché è riuscito a portare, che non è facile fare le melodie sulle ribattute veloci, per esempio, se tu pensi ad Ancora tu, non mi sorprende, lo sai, ancora tu, ma non dovevamo vederci più. Lui aveva una grande potenzialità, cioè una grande qualità per fare queste cose qua, tutte le ribattute e poi le melodie comunque in generale, i Giardini di Marzo e Penso a te, no? Sono tutte melodie che secondo me dall'estero ci invidiano, quindi io sono made in Italy su Made queste in Italy. robe. E voi invece vi trasferireste all'estero oppure no? Certo, io sì. Lei si ci andrebbe. Anch'io. Anche lo, se volete. Grazie mille di essere stati con noi. Adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Ciao Dietro le Quinte, e venite a trovarci a teatro, saremo, tra l'altro se posso, saremo in gennaio, domani saremo a Lecce, dopodomani saremo a Taranto e poi faremo Alessandria, faremo Firenze, insomma faremo un po' tutte le città. A febbraio andiamo in Sicilia. La Toscana. E soprattutto seguiteci su Instagram, su Facebook, sui social, trovate tutte le nostre date, i contatti. Pagina e... Canto Libero di Trieste. E con questo è tutto. Per rivedere tutte le puntate www.dietrolequintetv.com e per le vostre segnalazioni info@dietrolequintetv.com. Arrivederci alla prossima puntata.